E adesso parliamo di energia e transizione. Calano gli investimenti green nelle imprese sarde e la tassazione sulle norme ambientali resta sempre più alta. I dati presentati nelle 3 giornate di Kia nel corso della 21esima edizione della High School di Confartigianato Nazionale lanciano un allarme che è confermato da Confartigianato Imprese Sardegna. La tendenza nel rapporto realizzato dall'Ufficio Studi della Confederazione su dati Unioncamere ed Excelsior rileva una flessione dal 25,2% del 2023 al 21,4% dello scorso anno, facendo quindi segnare una diminuzione di produzione del 4,1%, analisi che ha rivelato anche un Green Tax Spread, la tassazione ambientale sui cittadini e imprenditori italiani, che pesa per 11,1 miliardi di euro in più rispetto alla media dell'Unione Europea, pari a 188 euro pro capite di maggiori costi. Un'opportunità non colta che richiede ora un deciso cambio di rotta nelle politiche pubbliche a sostegno della transizione ecologica, ha commentato in apertura dei lavori Giacomo Meloni, presidente di Confartigianato Imprese Sardegna. Il riordino degli incentivi previsto con la prossima legge di bilancio nazionale dovrà rappresentare un momento di svolta. Occorrerà recuperare le risorse rimaste inutilizzate e indirizzarle verso un modello capace di sostenere in particolare le piccole imprese che scelgono di investire nella sostenibilità. A livello nazionale la flessione rilevata è dello 0,5%, data dal 25,2% del 2023 confrontato con l'anno successivo del 24,7%, mentre a livello territoriale la propensione delle imprese ad investire green vede una situazione in chiaroscuro. La Basilicata, con il 27% delle imprese impegnate in investimenti green, guida la classifica regionale e nazionale, seguita da Molise 26,8, Sicilia 26,4, Trentino Alto Adige 26,2 ed Emilia Romagna 25,9. Proprio questa regione registra l'incremento più netto rispetto all'anno precedente delle imprese che investono nel green, con un balzo in avanti di 1,6 punti percentuali, seguita da Piemonte, Campania, Valle d'Aosta, Lazio, Umbria e Abruzzo. Si tratta di segnali incoraggianti in un contesto generale di rallentamento che testimoniano come alcune realtà territoriali stiano cercando di mantenere la rotta, puntando su un modello produttivo più sostenibile. Di segno opposto invece i dati di regioni come la Sardegna, che come detto ha fatto rilevare un meno 4,1%, il Trentino Alto Adige meno 3,3%, le Marche e la Puglia. Si riduce anche l'incidenza degli investimenti delle imprese. A frenare il green delle aziende sono gli elevati oneri finanziari imposti dalla stretta monetaria e la scarsa efficacia del piano di transizione 5.0. Al 15 settembre 2025 risultano inutilizzati ben 4,2 miliardi di euro, pari al 68,1% delle risorse messe in gioco dallo Stato. Per quanto riguarda il Green Tax Spread, il prelievo fiscale ambientale in Italia ha raggiunto i 54,2 miliardi di euro, pari al 2,5% del prodotto interno lordo, un valore superiore di 0,5 punti alla media europea.
E questo nonostante il nostro impatto ambientale pro capite sia inferiore dell'8,4% rispetto all'Unione Europea. Questo spread fiscale, che penalizza cittadini e imprese, ha sottolineato il presidente di Confartigianato Italia Marco Granelli, è ingiustificato e contraddice il principio europeo chi inquina paga. Il peso della tassazione è concentrato sull'energia, che da sola rappresenta il 78,4% del prelievo ambientale, con un valore di 42,5 miliardi di euro. Le voci principali riguardano le accise sui carburanti, che assorbono 25,7 miliardi, le imposte sull'energia elettrica 9,1 miliardi, le imposte sul gas metano 3,5 miliardi. Il fisco sul settore del trasporto vale 11,1 miliardi di euro, pari al 20,5% delle tasse ambientali. Gli oneri maggiori: le tasse automobilistiche a carico delle famiglie, che valgono 5,5 miliardi, le imposte sulle assicurazioni per la responsabilità civile auto 2,1 miliardi, il pubblico registro automobilistico 1,8, le tasse automobilistiche a carico delle imprese per 1,6 miliardi. A pesare sui conti delle imprese è anche il prelievo su benzina e diesel. L'accisa italiana sul gasolio è la più alta d'Europa, 632 euro ogni 1000 litri, il 24,9% in più rispetto alla media dell'Eurozona, che è pari a 506 euro. Una tassazione che impatta sui costi di gestione di oltre 4,6 milioni di veicoli industriali, al di sotto delle 7,5 tonnellate, pari all'86% del parco circolante. Le conseguenze ricadono direttamente sulle imprese del trasporto di merci e persone. Per quanto riguarda la benzina, l'accisa italiana è pari a 713 euro ogni 1000 litri, l'11,6% sopra la media dell'Eurozona, che si attesta a 639 euro. Anche in questo caso l'Italia figura tra i paesi con il carico fiscale più elevato, alle spalle solo dei Paesi Bassi e della Finlandia. Confartigianato per questo sollecita una riforma della fiscalità ambientale che tenga conto dell'efficienza energetica reale e del contributo delle imprese alla transizione ecologica. Secondo il presidente nazionale di Confartigianato Marco Granelli, non può esserci sostenibilità ambientale senza sostenibilità economica. Le micro e piccole imprese italiane, spesso leader nei settori green ed energy saving, devono essere messe in condizioni di competere, non penalizzate con un carico fiscale superiore a quello dei concorrenti europei. E adesso che ascolteremo le interviste realizzate nel corso della 3 giorni di Kia.
Valerio, a Chia Laguna si parla di energia con i rappresentanti del mondo politico, il ministro Gilberto Picchetto Frattin, ci sono stati anche altri esponenti di quella che è la grande slavina di ragionamenti, indicazioni e ipotesi che riguardano la transizione energetica, quindi il costo soprattutto dell'energia, ma anche il tema ad esempio dei pannelli fotovoltaici e soprattutto delle eoliche, con il Sulcis che reclama grandi attenzioni per l'abbattimento dei costi e per far funzionare in maniera redditizia anche il sistema Sardegna. Abbiamo sentito i vari commenti. Il dibattito sulla transizione energetica e chiaramente sui costi dell'efficientamento è un dibattito cruciale per l'intero Paese. A livello regionale quanto pesa nelle preoccupazioni, nelle ambizioni delle imprese? Ma io ritengo che se tutti quanti noi vogliamo essere attori protagonisti anche della sostenibilità ambientale, dobbiamo, ognuno per quello che è il suo ruolo, dare un contributo. Quindi sicuramente anche dal punto di vista nostro delle forniture che possiamo fare si va verso una proposta delle sorgenti luminose per dire che possono dare un risparmio notevole a tutti i cittadini, a tutti gli esercenti e quindi come proposta legata a tutti quanti i nostri operatori e tutti quanti i nostri iscritti in Confartigianato si va sicuramente verso una consapevolezza del ruolo di ognuno di noi per un vivere sicuramente migliore, una qualità della vita migliore. Più in generale il problema delle aree idonee, delle pale eoliche, della distesa di pannelli fotovoltaici, quanto preoccupa gli iscritti di Confartigianato? Allora, sicuramente bisogna andare verso una proposta di energia meno impattante, quindi anche l'eolico e il fotovoltaico deve essere proposto con una armonia sicuramente diversa da quella che è la proposta in generale. Però effettivamente un passo in avanti bisogna farlo. L'Agenda 2030 è assolutamente precisa da questo punto di vista, è un'agenda che è stata recepita da tutti i paesi dell'ONU e il cambiamento climatico è talmente evidente che tutti quanti noi appunto dobbiamo essere autori protagonisti per evitare che ci sia una caduta in verticale, insomma, di tutte queste condizioni climatiche. Anche robusto di qualche miliardo, abbiamo previsto un intervento con l'Energy Release che riguarda i grandi consumatori di energia elettrica, ma ci rendiamo perfettamente conto che c'è una difficoltà enorme su tutto quello che è il mondo produttivo medio che è grande consumatore di energia, che è la manifattura italiana, che è la forza di questo paese. Pertanto come paese vedremo e come governo di certamente fare un intervento che trovi il modo di accompagnare il nostro sistema verso il futuro. Il futuro è qualcosa di completamente diverso, è uno scenario, diciamo, di capacità produttiva propria che dobbiamo avere per ragioni di sicurezza. Ministro, scusi, a neanche 50 minuti da qui nel Sulcis si aspetta una risposta precisa anche sui costi dell'energia, che se non viene abbattuta chiaramente rimane una zona con le criticità che lei ha accennato. Come pensa il governo di intervenire a questa zona molto importante per la Sardegna? Ma guarda, io con molta onestà devo dire che con la Sardegna abbiamo chiuso finalmente un contenzioso che durava da anni rispetto al quadro energetico e la Sardegna è rimasta l'ultima realtà d'Italia a darsi un programma. Non accuso nessuno, chiaramente, non sta compete a me accusare. Abbiamo trovato un punto di equilibrio con l'attuale governo regionale che prevede due rigassificatori, uno a Porto Torres e uno a Oristano, prevede una pipeline di collegamento da quello di Oristano verso sud. Questo deve portarci nel giro dei prossimi anni a superare il carbone. Il carbone al continente non viene più utilizzato, qui viene ancora utilizzato e la produzione col carbone, oltre ad essere altamente inquinante, è anche una produzione che costa molto di più.
L'attuale proposta di decreto energia, che fra qualche giorno può andare in Consiglio dei Ministri, c'è una risposta generale che riguarda la differenza tra il prezzo internazionale, il prezzo del cosiddetto TTF olandese e il prezzo italiano che è superiore. E questo è un primo intervento di sollievo, anche se mi rendo conto che non è risolutivo di nulla, però ogni goccia serve a riempire il bicchiere. Poi, come dico, stiamo a livello di governo, anche con un confronto importante, serrato, e colgo l'occasione di ringraziare con le organizzazioni che rappresentano il nostro sistema produttivo, quale Confartigianato, per darci un percorso che sia compatibile con le condizioni del nostro Paese, con le condizioni anche del bilancio del nostro Paese e col fatto della coscienza che non possiamo di colpo risolvere i problemi in 30 anni, ma dobbiamo avere la determinazione di farlo. Io voglio dire che ci vuole equilibrio sulle cose, ci vuole equilibrio, che le esagerazioni da una parte e dall'altra non vanno bene. Guardi, io nelle mie decisioni sono sempre pieno di dubbi proprio per quello, per capire se sono su quel punto di equilibrio più corretto. Io credo che le istanze di eolico in Sardegna sono dovute, sono dovute a una totale liberalizzazione che è avvenuta in passato e che cerchiamo di mettere argine con da un lato le aree idonee e dall'altro anche alcuni meccanismi che riguardano la rete molto più tecnici, perché certamente un numero esagerato di stanze di eolico non è neanche compatibile con la nostra rete, pertanto mi sembra molto un tentativo di collocarsi tra i primi, ma senza ancora avere il punto finale. Credo che se noi dovremmo chiudere in questi giorni il sistema delle aree idonee, che parlerà chiaro anche rispetto alle distanze ai monumenti, rispetto alle aree idonee per legge. E aree idonee per legge, dico fin d'ora, sono quelle aree che sono considerate compromesse, utilizziamo questo termine, le aree di cave, le aree di discariche, le aree che sono già industriali e che quindi hanno già una destinazione tipo produttivo. Siamo intervenuti con il decreto che ha vietato il fotovoltaico sulle aree agricole, quindi su quei terreni a destinazione agricola. Pertanto una serie di azioni sono state fatte. Con le nuove aree idonee ci sarà una parte di vincolo nazionale, ma ci sarà lo spazio alle regioni di individuare sui propri territori le condizioni migliori per la produzione. Professor Cottarelli, gli inglesi dicono dappertutto ma non nel mio giardino, lei lo diceva per le centrali nucleari. Io sono di Cremona, avevo la centrale nucleare nel mio giardino, Caorso. Quando l'hanno costruita andavamo là in bicicletta a vedere la centrale che veniva costruita, non è che sono diventato radioattivo. Ecco. Speriamo di no. No, credo che sarebbero già viste le conseguenze. Magari qualcuno si vedono le conseguenze. Senta, però bisogna andare al pratico. Cosa va detto con precisione tempistica al governo per recuperare almeno il tempo perduto? No, dunque, sul settore nucleare credo che il governo abbia presentato un disegno di legge per muoversi in quella direzione. Credo che sarebbe difficile andare in quella direzione fino in fondo senza un referendum, perché sono stati 2 referendum, bisogna sentire quello che la gente vuole. Io al referendum dell'87 ho votato a favore del nucleare, poi quello successivo no, perché ero in America, quindi non ho votato. Bisognerebbe comunque muoversi il più rapidamente possibile, però questo assolutamente non vuol dire che si devono dimenticare le rinnovabili sono il futuro, dico soltanto che vanno complementate con qualcos'altro. Sardegna, sole e vento, però qualcosa non va, insomma si va troppo lenti, cosa bisognerebbe fare? No, dunque il problema è proprio che sì, in Sardegna c'è solo e vento, ma in tante altre regioni c'è l'uno là, ma non c'è l'altro, mancano tutte e due. In Nord Italia, per esempio a Pianura Padana, non c'è il sole, non c'è il vento, mettiamoci le centrali nucleari. Ecco. Come se ne esce da questa transizione? Lei come vede l'Italia tra 10 anni?
Dunque la transizione credo che sarà comunque rallentata, anche perché dopo l'uscita degli Stati Uniti dall'accordo di Parigi è molto difficile a questo punto a livello mondiale. Io non voglio dire, io credo che la transizione al di fuori la decarbonizzazione deve andare avanti comunque, perché le cose che emettono CO2 emettono anche polveri sottili che finiscono nei nostri polmoni e non in quelli per esempio dei cinesi. Però detto questo, dal punto di vista del riscaldamento globale, io ho il timore che a questo punto non ci sia la volontà a livello mondiale di fare abbastanza, e allora bisogna cominciare a pensare anche a come adattarsi a vivere in un mondo più caldo. Non ho perso la speranza, dico soltanto che sempre più anche i gruppi ambientalisti fanno convegni non più sulla come attenuare la mitigation, come attenuare il riscaldamento, ma come fare l'adaptation, come adattarsi a un mondo più caldo. Oggi parliamo di un tema molto importante per l'economia, ma soprattutto per le nostre imprese. Noi, come sappiamo bene, abbiamo i costi energetici a livello nazionale che sono il 30% più alti del livello europeo, dunque questo penalizza tutta la nostra economia. Il lavoro che stiamo facendo con i nostri 3 consorzi è fondamentale, perché andiamo a cercare di ottimizzare al meglio quelli che sono i costi per poterli poi rigirare sulle nostre imprese, per essere competitive e stare al passo con il mercato. Come consorzio CAIM abbiamo 45.000 punti di fornitura con un consumo di 260 milioni di kWh e 25 milioni di metri cubi di gas. Questo serve per andare con i nostri partner a cercare di negoziare al meglio quelle che sono le tariffe per poi girare ai nostri imprenditori. È un'attività che stiamo facendo già da parecchi anni, ma dall'anno scorso siamo anche attivi sull'autoproduzione e l'autoconsumo. L'anno scorso abbiamo aperto la nostra comunità energetica e a distanza di pochi mesi abbiamo già oltre 500 iscritti e stiamo lavorando per cercare di arrivare a fine anno a 1000 associati.